Ciao amici, vi voglio lasciare un pensiero sul Vangelo di oggi, tratto dal Vangelo di Giovanni, l'incontro di Gesù con la donna di Samaria. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea, dove doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così in una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo, il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana per attingere acqua e Gesù gli dice: dammi da bere. Ci fermiamo qui. Il Vangelo continua, ma noi ci fermiamo qui. Guardiamo un po' questo Gesù, che cosa fa? Gesù, per tornare a casa in Galilea, non era necessario che passasse per la Samaria, anzi, sarebbe stato meglio. Penso che i suoi discepoli gliel'avessero detto. Pensate che al tempo di Gesù la fede veniva calcolata da quanto distavi da Gerusalemme. Più lontano eri e più peccatore eri, e più lontano da Dio eri. Terribile, terribile. Gesù invece vuole e deve volere passare per la Samaria perché ha un incontro importante da fare, essenziale. Gesù è venuto a salvare i perduti, i maledetti. Gesù non ha paura di trasgredire le usanze. Noi quanto siamo invece facciamo tanta fatica per venire via dalle usanze. Gesù va a cercare. Noi dobbiamo molto imparare da Lui. Dio ama i confini lontani e Gesù lì, nella terra dei lontani, cerca la sposa perduta, il popolo di Dio perduto. Gesù è stanco, c'è una stanchezza fisica e un'altra stanchezza, come noi, in questo tempo. Però Gesù ribalta l'idea stessa della religione. Non è l'uomo a cercare Dio, ma è Dio che cerca l'uomo. E Lui lo cerca senza scoraggiarsi. Quanti scoraggiamenti abbiamo noi? Siamo stanchi, stressati. Gesù è stanco, Dio è stanco. Di che cosa? Di essere ignorato, usato per giustificare la nostra stupidità, di essere frainteso, di essere manipolato. Dio è stanco di salire sul banco degli imputati ed essere accusato di tutto e di più, soprattutto in quello che noi dovremmo fare e non facciamo. Troviamo sempre il capro espiatorio. Gesù e Dio è stanco di essere deformato. Egli ci raggiunge dove noi ci nascondiamo e ci desidera, come l'amato desidera l'amata. È fedele, non come quella donna che era andata al pozzo. Gesù chiede da bere
ma non ha sete solo d'acqua. Ha sete di me, ha sete di te, ha sete della mia fede, della tua fede. Ha bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno della felicità per vivere. E la felicità per Dio consiste nel renderci felici, ma forse noi non ci crediamo più nella felicità. Crediamo solamente in alcuni momenti di gioia, ma non nella felicità. E Dio invece ci vuole felici. In questo momento, in questo tempo, stiamo passando anche noi un tempo di sete, malattia, virus, incertezze, riposo forzato, fatica di stare a casa, che non conosciamo più la nostra casa, perché siamo sempre fuori, per il lavoro, per tante cose. Abbiamo costruito la casa per abitarci e stare a casa. Poi la nostra vita si gioca fuori, in trasferta. La casa diventa prigione della nostra libertà. Forse che bello, no? Riscoprire invece che la casa è il luogo dove noi possiamo essere felici. Dio ha sete della nostra vita. Dio è felice se vede noi felici. Noi siamo i suoi figli amati. Gesù chiede acqua, ma è Lui invece che ci dà l'acqua vera, quella che disseta per sempre, che è un amore donato liberamente e gratuitamente. Due cose che noi non sappiamo fare. Liberamente e gratuitamente. Forse noi non crediamo che Dio ci ami così, da folle. Egli ci dà speranza, rara in questi tempi, molto rara. Perché la speranza è affidarsi e fidarsi. Dio si affida all'uomo e si fida dell'uomo, si affida a te e si fida di te, perché deve costruire un mondo bello. E io, tu, siamo l'immagine e la presenza storica di Dio. Dio ha traslocato dal cielo e ha preso il volto dell'uomo. L'ha preso in Gesù e continua a prenderlo in noi. Speranza che è accettare ciò che si deve fare, perché solo così andrà tutto bene. Buona domenica. Ed ora preghiamo insieme. Padre Abba, Padre Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi
spiriti